Aggressione partita dal marito. Si vedrà se la storia avrà un seguito con eventuali denunce. Cambiamo adesso argomento, parliamo di treni. La Regione sopprime quelli interregionali. C'è grande preoccupazione tra studenti e pendolari. La Regione presenta il nuovo orario dei treni. Da mesi uno spauracchio per gli utenti, studenti e pendolari in primis, sostenuti dagli appelli di tanti rappresentanti politici. Vicenza non sarà isolata dal sistema ferroviario, tutt'altro, assicura l'assessore regionale Chisso a Palazzo Nievo, sede della provincia, di fronte ai tanti amministratori locali presenti, che più di tutto temono di dover mettere mano al portafoglio per uscire dal Veneto. In pratica saranno soppressi i treni interregionali e da dicembre per andare a Milano si sarà costretti a prendere le frecce, pagando di più, spesso anche il doppio, oppure rivolgersi ai regionali, certo, ma con cambi molto lunghi e delle volte il rischio di perdere le coincidenze. Dice Chisso, non c'è da preoccuparsi perché una volta giunti a Verona si potranno prendere i regionali veloci della Lombardia. In compenso aumentano e di molto i regionali veloci da Vicenza in direzione Venezia e Verona. Oggi sono 8, da dicembre saranno ben 26. E se adesso per la stazione di Vicenza transitano 56 treni, presto ce ne saranno 84. L'unica vera criticità corre sul binario Vicenza-Schio, ma ci possiamo lavorare, dice Chisso. Oggi si sono registrati diversi appelli alla Regione. Il sindaco di Vicenza, Variati, insieme a quello di Verona, Tosi, hanno chiesto che non siano penalizzati i viaggiatori e il Partito Democratico locale, da Ginato a Fracasso a Possamai, hanno sostenuto la stessa posizione. E torniamo a parlare, dopo alcune settimane, della sede, l'ex